Rieccoci insieme, siamo in diretta, naturalmente lo siamo con Gianluca Panto, Indipendenza Veneta, grazie di essere qui con noi. E parliamo di un argomento purtroppo di grande attualità, di cui effettivamente ci si sofferma più molto, non lo fanno più i media, sembra quasi che ormai non faccia neanche più notizia, senza dubbio non la fa a livello nazionale dove viene sottaciuto per strategie psicologiche, non lo so, stiamo a vedere. Comunque noi vogliamo tenere l'attenzione soprattutto anche su tutto quello che ci sta dietro, e quindi i tanti suicidi che continuano a verificarsi, 4 negli ultimi giorni, di imprenditori e anche commercianti, quindi persone che fanno una scelta estrema però spinti da motivazioni estreme. E la situazione, lei tra l'altro è un imprenditore, conosce bene questa realtà, come la vede dal vostro punto di vista? Il nostro punto di vista di imprenditori è la consapevolezza che la situazione si sta un po' avvolgendo su se stessa, nel senso che noi veniamo da una crisi del 2012 e nel 2013 al momento non ci sono prospettive che questa situazione possa cambiare, almeno per i prossimi 2-3 trimestri, quadrimestri. E quindi diciamo che abbiamo cercato, le persone hanno cercato di tamponare per quanto possibile, attingendo alle risorse proprie delle proprie imprese, tagliando sui costi, facendo iniezioni di capitale proprio in qualche volta, perché gli imprenditori a volte tirano fuori anche soldi di tasca propria, del proprio conto corrente, lo rimettono all'interno dell'azienda cercando di fare ripartire questo volano. E non ci sono prospettive che nel breve termine questa situazione possa cambiare. Forse c'è anche la sensazione che non siamo arrivati ancora sul fondo del barile. Arrivati al fondo del barile qualcuno dice possiamo cominciare a scavare sotto. È ormai una situazione conclamata che non dà nessun tipo di prospettiva affinché possa esserci un cambiamento. Il cambiamento dovrebbe essere sicuramente globale, di tipo politico, dovrebbe esserci la volontà politica di cambiare qualcosa, e noi come imprenditori in questo momento non vediamo che possa esserci né la volontà politica ma nemmeno la capacità di riuscire a portare a termine un nuovo percorso tale per cui l'economia possa nuovamente svilupparsi, possa nuovamente raggiungere una situazione di crescita. E come atti concreti immediati, che cosa che sarebbe indispensabile? Proprio per evitare una situazione che degenera di giorno in giorno, che poi la disoccupazione è la immediata conseguenza. Io direi che e che si possa fare. Sì. Realisticamente, innanzitutto deve cambiare il clima. Il clima, l'imprenditore deve essere rimesso al centro della società e deve essere messo nelle condizioni di essere stimato. Molto spesso nei mesi precedenti, negli anni precedenti, per periodi molto lunghi, abbiamo visto gli imprenditori essere additati come evasori fiscali. Invece noi riteniamo che devono essere rimessi al centro di un progetto globale di società, perché in fondo l'imprenditore è colui il quale prende delle materie prime che non valgono niente, insieme ai propri amici e ai propri collaboratori fa un'iniezione di lavoro, crea qualcosa che vale di più, che poi viene venduto, si incassano i soldi e una parte di questo valore aggiunto viene ridistribuito sulla società per fornire ai cittadini servizi e poi per avere anche il proprio giusto utile, insomma, per far lavorare gli amici, la propria famiglia. Quindi solo rimettendo l'impresa, l'imprenditore al centro come valore e dando stima, dando fiducia da parte di tutte le istituzioni, anche politiche, dando valore a questo messaggio, rimettendo l'imprenditore al centro, solo facendo questo noi riusciremo a dare una nuova iniezione di fiducia all'economia. Consideriamo comunque il fatto che servono anche sicuramente degli interventi urgenti sul piano dell'accesso al credito, che in questo momento segna il passo. Gli imprenditori sono in difficoltà e hanno necessità di risorse aggiuntive.
Quindi l'ostacolo per il momento, cioè lo più rilevante, viene veramente dalle banche? Sì, c'è stata una stretta che ha raggiunto una situazione imbarazzante, praticamente ingessa sostanzialmente tutta l'economia. Chi deve fare nuovi investimenti si trova in difficoltà perché non ha possibilità di accedere al leasing, non ha possibilità di accedere ai finanziamenti, questo in una situazione stabile, mentre chi si trova in una situazione di difficoltà si vede costretto a dover rinegoziare rientri, i fidi vengono tolti. Scusi che la interrompo, ma non ci sono progetti di sorta che possano in qualche modo invogliare la banca a crederci? Innovativi, ne chiacchieravamo fuori onda, parliamo del digitale, aziende innovative digitale, parliamo di 2.0. Cioè, allora qualcosa c'è, io ho visto parlare Zaia 2 giorni fa, c'era anche un articolo sulla Tribuna di Treviso, parlava di microcredito alle imprese, di un'iniziativa della Regione che metteva a disposizione dei piccoli imprenditori somme da 5 a 10 mila euro, però innanzitutto questi fondi al momento sono già esauriti perché l'iniziativa era partita a novembre, quindi la comunicazione che è stata fatta in questi giorni arriva in ritardo, non so se adesso venga aperta una nuova linea di credito, se ci siano altri fondi per mettere in atto un'operazione di questo tipo, però stiamo parlando del Veneto come una realtà industriale che ha una valenza internazionale. Non è pensabile di prestare ad un imprenditore 5.000 euro perché siamo a livello come dire, quasi di carità da paese, da operazione equo-solidale per aprire un piccolo negozio. Sì, no, esatto, ecco, non è neanche il negozio. Qui stiamo parlando di realtà industriali che necessitano di muovere capitali nell'ordine delle centinaia di migliaia di euro o anche in qualche caso dei milioni o delle decine di milioni di euro. Ecco, chiedo a lei, facendo anche un'analisi all'interno del sistema, ci sono stati anche degli errori da parte degli imprenditori e quindi adesso, come alcuni dicono, si sta veramente ripulendo tantissimo il sistema di chi si è improvvisato, ha fatto carriera, tra virgolette, ha fatto strada, però non ha strutturato bene la sua impresa, e quindi qui le lacune del nord-est stanno venendo fuori tutte, o no? Ma se noi non sono molto d'accordo con questa visione, perché lei in questo momento non è che esprime un punto di vista personale, ma esprime una visione. Esatto. Molto spesso, no, infatti per quello gliela sto facendo. Molto spesso abbiamo sentito dire recentemente il modello nord-est è finito, addossando agli imprenditori del nord-est una sorta di colpa, una mancanza di sviluppo culturale, una mancanza di conoscenze, una mancanza di cultura che dovrebbe avere invaso, dovrebbe avere permeato il nostro territorio. Io non sono d'accordo su questo punto di vista per un fatto semplicemente comparativo. Viaggio, mi è capitato di lavorare anche all'estero, ho visto le realtà imprenditoriali dell'Austria, le realtà imprenditoriali della Carinzia, di altre zone del mondo, della Baviera, le zone più sviluppate d'Europa, anche gli Stati Uniti. Non esiste, secondo me, una grande differenza tra le nostre capacità tecniche e il nostro grado culturale di imprenditori veneti rispetto a queste realtà. Anzi, direi che c'è una situazione opposta. Noi abbiamo molte più capacità e risorse. Perché indiscutibile le capacità, eccetera, anche l'inventiva e tutte queste componenti. Si è parlato più dell'organizzazione, tanto è vero che il governo tecnico non ci è andato mica leggero con la piccola impresa, in nessun modo, assolutamente, quasi dicendo è un momento superato, devono entrare grandi capitali, bisogna fare o sistema oppure che l'imprenditore ceda ad altri, insomma, la gestione, perché il piccolo non è più bello, il sistema organizzativo della piccola impresa non va bene, ed è stato questo che è stato messo seriamente in discussione. E allora dopo parli con economisti che vengono dalla Bocconi, dove siamo stati invasi da questi esperti bocconiani che dicono, per esempio, nell'impresa veneta non c'è il manager,
e il manager, se c'è, scappa dopo poco, perché si deve sempre raffrontare con l'imprenditore che tutto sa e tutto gestisce, e questo è un grossissimo limite. Non c'è una struttura che possa, per esempio, consentire a queste imprese di partecipare ai famosi finanziamenti europei, proprio perché manca tutto, e quindi sono imprese di struttura troppo semplicistica, troppo verticistica, vecchie tra virgolette, superate in base ai modelli che invece vengono proposti. È vero questo, lei che ci lavora dentro, per quello glielo chiedo a lei. Allora, è vero, però fino a un certo punto, ovvero, a mio avviso, il modello del futuro è un modello sicuramente di condivisione, però questa condivisione deve avvenire con una logica che poi è già stata studiata negli Stati Uniti da qualche anno, no? Noi sappiamo che negli Stati Uniti sono sempre avanti, ci sono gli studiosi che studiano la società, pubblicano i trattati, poi vengono tradotti in italiano e noi li insegniamo nelle nostre università 3-4 anni dopo. I modelli attuali che sono stati sviluppati negli Stati Uniti negli ultimi anni, 2006-2007, che stanno arrivando solo ora in Italia, prevedono un sistema di sviluppo digitale che si basa su architetture di tipo orizzontale, e quindi una serie di reti, quindi di host, di punti in stretta connessione tra di loro, quindi la collaborazione di massa si raggiunge sicuramente, però sempre attingendo a delle piccolissime realtà che si aggregano tra di loro all'interno di un tessuto connettivo reticolare. Quindi dal mio punto di vista come imprenditore, il Veneto ha tutte le caratteristiche per creare una nuova società digitale e manifatturiera basata sulla piccola e media impresa, particolarmente innovativa ed avanzata, sullo stile anche californiano, nei prossimi anni naturalmente, solo allorquando ci sia una condizione socio-economica particolarmente diversa che privilegi l'autonomia, se non addirittura l'indipendenza, che poi è anche il messaggio politico del nostro movimento. Esatto, infatti qua andiamo un po' nel discorso. Faccio un po' una domanda anche di politica in generale, che riguarda però sempre l'economia. Adesso si torna a parlare con modo insistente dell'uscita dall'euro, e quindi di guardare meno all'Europa, quello che i diktat che vengono dall'Europa, e quindi di affrancarsi, prima che di affrancarsi dall'Italia, guardiamo l'affrancarsi dall'Europa. Come la vedete voi? L'uscita dall'euro lanciata così, dal mio punto di vista, non può che crea instabilità, cioè se lo dovesse fare l'Italia creerebbe una situazione di instabilità. Noi abbiamo una visione diversa, che è quella indipendentista. Sappiamo che se il Veneto dovesse diventare uno Stato indipendente, così come è già stato detto alla Scozia, uno Stato che esce da uno Stato che appartiene già all'Unione Europea, dovrebbe rinegoziare tutto. Quindi il Veneto, se dovesse uscire dall'Italia, dovrebbe rinegoziare l'entrata sull'euro. A quel punto noi potremo decidere di rientrare oppure di restare come la Svizzera con una moneta propria, che però sappiamo già che sarebbe una moneta forte, alla stregua del franco svizzero, e dovremmo essere noi a regolarla per mantenerla su un valore più basso rispetto all'euro. Questa è un po' la prospettiva veneta nella situazione di Stato indipendente, e comunque secondo me dovrebbe essere lasciata alla decisione dei cittadini attraverso un referendum, che quindi si allaccia al referendum indipendentista. Nella situazione attuale penso che all'Italia porterebbe instabilità, perché tutto quello che è successo in passato non vale più adesso. Il modello che utilizzavamo 20 anni fa, che era quello di svalutare la lira, secondo me non funziona più adesso, perché non avremo un grande vantaggio nella svalutazione della moneta tornando alla lira, perché lo vediamo adesso. Adesso noi non abbiamo un problema di esportazioni. Nel momento in cui è arrivata la crisi, le aziende, soprattutto quelle venete, si sono ulteriormente diversificate, ulteriormente internazionalizzate, e hanno addirittura aumentato le esportazioni. Quindi non sentiamo in questo momento la necessità di svalutare la moneta per aumentare le esportazioni, che già vanno bene.
D'altro canto siamo certi che una svalutazione della moneta non andrebbe a rilanciare quello che è il problema strutturale attuale dell'Italia, che è la mancanza della domanda interna. Qual è il motivo della mancanza della domanda interna? È un problema strutturale di debolezza dell'economia italiana, quindi si vuole risolvere con un palliativo, con una cura che elimina i sintomi. Quindi uscire dall'euro significa dare una medicina che elimina i sintomi ma che non toglie le cause di debolezza dell'economia, che invece sono... Parliamo anche di un discorso che a voi sta particolarmente a cuore, quindi state organizzando, tra le altre cose, anche un referendum. Sì, Indipendenza Veneta è un movimento che nasce per dare al Veneto l'opzione referendaria. Noi vogliamo tornare capitale, sogniamo una Venezia che sia un paese moderno, che possa porsi, così come Singapore ad est si pone come grande porto mondiale e grande centro finanziario dove ci sono dei flussi che ormai hanno superato come dimensione quelli della Svizzera. Noi vogliamo porci consapevoli del fatto che nei prossimi 2 decenni il baricentro dell'Europa si sposterà ad est, con lo sviluppo di tutta l'Europa orientale e con l'ingresso della Russia e di tutte le ex repubbliche sovietiche nel processo dello sviluppo. Consapevoli di questo, noi vogliamo affermare la nostra posizione centrale all'interno di questo nuovo scenario geopolitico che ci vedrebbe favoriti allorquando noi raggiungessimo una situazione di indipendenza. Ci fa piacere che il nostro messaggio sia passato agli ascoltatori, perché noi è da tanto che martelliamo su questo residuo fiscale del Veneto e la signora ha addirittura citato il valore che ammonta all'ultimo dato disponibile, che è quello del 2010, che è di 20 miliardi, che è una cifra colossale, gigantesca. Se noi andiamo a ripartirla per ogni cittadino del Veneto sono quasi 4.000 euro all'anno, compresi i neonati, fino alle persone più anziane per ogni cittadino, quindi una cifra considerevole. Noi siamo stati, noi del Movimento Indipendenza Veneta, siamo stati i primi ad evidenziare questo fatto, a fare esattamente i conti dei conti pubblici territoriali e ad evidenziare la situazione. Adesso lo Stato italiano nei confronti dei cittadini veneti sta tagliando. Sappiamo che nei prossimi 2 anni taglierà circa 1 miliardo di euro alla sanità. Il bilancio della regione era intorno approssimativamente ai 9 miliardi, di cui un 80% circa dedicato alla spesa sanitaria, quindi sappiamo che la spesa sanitaria avrà a disposizione un valore che scenderà da 7 a 6 miliardi e questo è una realtà, cioè ci stanno riducendo le risorse pian pianino senza dare troppo nell'occhio, ma ce le stanno riducendo in una maniera consistente. Questa è la regione. Se poi andiamo a vedere i comuni, lì siamo andati a zero. Io cito una città che conosco perché sono andato a leggermi il bilancio preventivo della città di Treviso, ma potrei farlo, visto che qua siamo nella capitale economica del Veneto, che è Padova, potremmo farlo anche per Padova, ma comunque se citiamo Treviso, i trasferimenti statali che in bilancio, che fino all'anno precedente erano di 20 milioni di euro all'anno, passeranno a 0,7 milioni di euro all'anno, quindi praticamente scenderanno a zero, quindi i comuni dovranno farsi carico da soli del proprio mantenimento a partire dall'anno prossimo, con tutte le relative conseguenze che sono l'IMU sulla prima casa, ma non solo sulla prima casa. Sappiamo che le attività imprenditoriali saranno colpite dalle forche caudine della necessità dei comuni di raggiungere risorse, perché con la legge 2012 sul patto di stabilità sappiamo che a partire dal prossimo anno e dall'anno 21 ancora peggio i capannoni industriali saranno ulteriormente martoriati
dall'IMU anche quelli, quindi è in corso praticamente una sorta di esproprio delle nostre risorse, sia dal punto di vista dei risparmi delle famiglie, sia dal punto di vista degli imprenditori che si troveranno praticamente a vivere nel proprio capannone e a pagare l'affitto al comune, una battuta, solo per avere l'attività. Sì, neanche tanta battuta. Rieccoci insieme, mancano poi pochi minuti un po' alla conclusione, quindi un po' la domanda che ho fatto all'inizio. Voi come movimento avete puntato a cercare di ottenere l'indipendenza, poi vedere come, cosa, e avete organizzato una modalità che secondo voi potrebbe essere quella di rottura, ovvero? Beh, innanzitutto abbiamo convinto la Regione ad approvare una risoluzione a novembre, è stata votata in Consiglio regionale una nostra proposta, pur noi non avendo alcun rappresentante allo stato attuale all'interno della Regione, siamo riusciti a dettare la nostra linea politica, quindi è andata in discussione, è stata approvata a larga maggioranza una risoluzione che obbliga la Regione del Veneto a convocare un team di giuristi qualificato per esaminare, per scrivere la legge regionale affinché venga indetto il referendum su tutta la regione per chiedere ai cittadini veneti: vuoi che il Veneto diventi uno Stato sovrano e indipendente, tale e quale a quello che farà la Scozia nel 2014. Certo, realisticamente, secondo voi sarà mai possibile una cosa del genere? Realisticamente è molto possibile e anche molto urgente. Ma si potrebbe reggere il Veneto su un'economia che, rimarchiamo, come dicevano parecchi messaggi che sono arrivati, forse da parte anche di imprenditori o commercianti, non si regge esclusivamente sull'export, ma su un movimento di soldi interni che non c'è più. Per cui tanti volevano sopportare la nostra attenzione su questo, e quindi adesso, prima fino a ieri andavamo bene, adesso non andiamo più bene e l'economia da noi non si muove più nel nostro turismo interno, che era un'altra risorsa, cioè signori, rendiamoci conto che noi siamo diversi, non c'è niente da fare. Noi siamo come l'Austria, siamo meglio dell'Austria. Noi siamo come la Svizzera, siamo meglio della Svizzera. Noi siamo come la Slovenia, siamo meglio della Slovenia. Di questo spero che ci sia la consapevolezza. Non è solo un'affermazione, come dire, davanti a un bicchiere di vino. È un'affermazione che si basa sui dati di produzione industriale del Veneto. Se noi andiamo a vedere la produzione industriale del Veneto pro capite per cittadino, e quindi la ricchezza che noi produciamo, la nostra zona geografica, dove siamo residenti noi, è paragonabile alle zone più sviluppate d'Europa. Quindi prendiamo l'Île-de-France in Francia, prendiamo la Baviera in Germania, prendiamo il Baden-Württemberg tedesco e prendiamo il Veneto. Sono le zone più industrializzate e più ricche dell'Europa occidentale, che è la zona più industrializzata e più ricca tra le zone più industrializzate e più ricche del mondo. Quindi, e poi lo sappiamo perché abbiamo un residuo fiscale enormemente positivo nei confronti di chi ci sta attorno. Ma mi trovo in un'altra situazione. Con che tipo di prospettive? Mi aumentano magari le tasse e poi si rendono conto che non ce la fanno da soli? Che tipo di prospettive ci sono poi di governo? Cioè il governo regionale resta quello, e quindi a questo punto avete una partnership con la Lega, perché la Lega adesso comunque con Maroni ha preso la fascia del nord Italia, dando presupposti di una regione, una macro regione, chiamiamola come dir si voglia. Ci sono delle idee politiche dietro? Sì, allora, velocissimo perché siamo fuori tempo massimo. Partiamo dal presupposto che la situazione economica di degrado socio-economico e di declino non è più gestibile, quindi se noi continuiamo così sicuramente andiamo avanti solo rimettendoci. Se riusciamo a portare a termine il nostro progetto politico, sicuramente il telespettatore che ha telefonato avrà la possibilità di rientrare con la propria attività in una situazione dove ci sarà una tassazione a livelli europei, un costo del lavoro
che ci mette in una situazione competitiva e non come adesso in una situazione in cui la competitività è irraggiungibile. La possibilità di fare investimenti con la certezza di poterli portare a termine, accesso al credito, l'imprenditore è visto come come dire, una molla necessaria per far Quindi funzionare la ricchezza del paese. Ecco, ci sarebbe ancora da parlare, magari avremo anche l'occasione in altri ambiti. Io la ringrazio del suo intervento, ringrazio i telespettatori.